una considerazione sulla pedemontana veneta, perché l'ha citata lei e anche perché non è un tema che mi è mai appassionato, non ho neppure io posizioni ideologiche e soprattutto penso che la discussione sull'utilità o meno dell'opera sia una discussione fuori tempo, insomma l'opera c'è, è praticamente finita, mi parrebbe quantomeno fuori luogo appunto e fuori tempo decidere o discutere se andava fatta o non andava fatta, anche come andava fatta, nel senso che ormai siamo imbarcati in questa avventura. Però mi consenta, Assessore, uno, non vendiamola come l'opera più veloce mai realizzata nella storia del mondo, perché non è così. Non è così. Poi mi spiegate tutti gli inghippi, gli intrighi, la burocrazia, tutto bene. Diciamo che la Regione del Veneto ha fatto un'opera importante, pagata moltissimo nei tempi ordinari in cui le regioni fanno le opere. Due, non vendetemela come un'offertona economica che abbiamo costruito andandoci a guadagnare. Perché guardi, se fosse così, avremmo fuori dalla porta decine e decine di fondi di investimento che ci supplicherebbero di comprare l'opera o di entrare dentro l'operazione. Ma siccome questo non è avvenuto neanche nel 2017 quando l'abbiamo ricontrattata, tanto che l'abbiamo dovuto fare noi quel mestiere lì, non diciamo che è un grande investimento finanziario, non lo dovrebbe neanche essere un'opera pubblica, non diciamo che lo è, non diciamo che è un'opera in cui la Regione ci guadagnerà. Perché non può essere che sia così. Del resto tutti ci dicono che è una delle opere in Italia che ha un rapporto costo-chilometro molto elevato. Sarà fatta benissimo, sarà fatta velocissimamente, ma è un'opera costosa che ha richiesto del tempo e che ha impegnato e impegnerà dal punto di vista economico e finanziario il bilancio regionale per tanto tempo, nella speranza che sia un impegno che saremo in grado di sostenere, come giustamente lei ha detto. Le due questioni però dal punto di vista degli effetti sul bilancio, quindi questa è la premessa, ma perché noi ne parliamo ogni volta che si discute del bilancio? Per due questioni, una l'ha già anticipata il collega. Il project financing, che è una modalità di finanziamento pubblico-privato che ha avuto anche un periodo di moda, e che oggi è messo in discussione da tutte le teorie di finanza pubblica, si basava su un principio. Siccome il rischio d'impresa può essere più o meno remunerativo e siccome non è opportuno che l'ente pubblico rischi, faccio in modo di offrire al privato la possibilità di una rendita, chiedendogli però di farsi carico del rischio d'impresa. Perché l'impresa, a differenza di quello che pensa il Presidente Zaia, non la può fare e non la deve fare l'ente pubblico. L'operazione che voi avete fatto sulla strada pedemontana veneta, che è servita a sbloccare l'opera, che è servita a velocizzare, in realtà è oggettivo che ha ribaltato questo schema di gioco. Ci andrà bene, come dice lei, perché le proiezioni dicono che poi ci guadagneremo, benissimo, ma non è corretto rispetto ai principi della finanza pubblica che un bilancio di una regione in prospettiva sia regga o non regga sulla base dell'aleatorietà degli elementi che sono alla base della convenzione che abbiamo sottoscritto. Io non credo sia sano, tant'è, ma non lo dico io, lo dico sapendo quanto è solido il nostro bilancio, tant'è che voi non fate nient'altro, non fate alcuna altra operazione di indebitamento e di investimento perché volete essere pronti, qualora le cose vadano male là, ad avere le leve per evitare il crack. E lo so io, lo sa anche lei. Tutti speriamo che vada bene, ma giustamente, siccome siete persone serie, dite se va male io devo essere nelle condizioni di salvarmi. Io non credo sia una cosa positiva. O meglio, l'avete fatta, sappiamo che è così, tutti speriamo che non serva intervenire, ma questa è la dimensione dell'operazione strada pedemontana veneta. Altro elemento, e poi chiudo davvero, all'altra questione. 57 milioni in un triennio per un'opera così importante possono essere pochi come tanti, cioè io non faccio... Il problema è che sono, per come avete costruito l'operazione, 57 milioni di spese correnti.
Cioè noi stiamo impegnando il bilancio regionale su quest'opera. Ecco come dire, l'assurdità dal mio punto di vista e dal punto di vista contabile dell'operazione. Se io faccio un mutuo, almeno so che ho quello e il mio livello di variabilità è limitato, è contenuto. Se invece io faccio un'operazione come quella che voi avete fatto, l'aleatorietà della variabilità del costo che devo finanziare con entrate correnti e non posso andare a mutuo per finanziarlo, è tanto alta. È tanto alta. Ultima questione. Andrà tutto bene, ce la faremo, eccetera. Converrà con noi che questi, fatalità, questo forse era imprevedibile, questo sì, fatalità, dobbiamo sobbarcarci il maggior costo finanziario dell'operazione proprio negli anni in cui avremo più bisogno di altre risorse. Perché magari se questi 20 milioni all'anno, anziché nel 2023, 24 e 25, fossero arrivati più avanti o più indietro, ci avrebbero pesato meno. Ma quest'anno, il prossimo, quello dopo e quello dopo ancora, impegnare 57 milioni di entrate correnti se lei mi dice che tra 50 anni li riprenderemo, mi rasserena poco, perché io avrei bisogno di quei soldi oggi. E se io avessi fatto un altro tipo di operazione finanziaria, l'avrei potuto fare. Ad esempio un mutuo magari con partenza dopo un po' di anni dall'accensione. Quindi questo è solo per precisare il fatto, e chiudo davvero, che anche sulla strada pedemontana veneta, al netto delle legittime posizioni ideologiche delle diverse parti in campo, a me va bene tutto, ma non raccontiamoci la storia dell'orso, perché a parte qualcuno, Assessore, non ci crede più nessuno. Vediamo di finirla, apriamola, incrociamo le dita che le previsioni del flusso di traffico siano quelle che reggono e su cui si poggia il piano finanziario e speriamo di non doverci mettere le mani. Se questo è l'impianto, noi siamo con lei. Sul resto, invece, facciamo fatica a venire dietro.